Dos paraules di comentes lectures covin fat, prin di da ragion di queste celebrazioni di usgnot. Ho scelto le prime dos letture, una dal Vecchio Testamento e una dal Nuovo, che si riferisce all'Eucaristia. Perché ho intendito con questa celebrazione da una man esattamente al congresso eucaristico che vorrei di fare a Udine. La seconda lettura è stata scelta proprio opportunamente perché presso poco ai 11 di marzo, in verità ai 13 di marzo, dal 1762 alle morte a Udine l'ultimo patriarca di Aquileia e di tutto il Friuli. E ho intenzione di commemorarlo. E a me mi ha sembrato che per commemorare l'ultimo nostro patriarca, il Vangelo miglior che potevi scegliere al fosse che la risurrezione di Lazzaro. Perché sarà permettuto anche a noi fare un po' di parabole. Cristo è buono di far tornare vivi anche i morti. Ora, in verità, il patriarcato di Aquileia è morto. Io però ho usi sperare con voi altri e ho usi pregare a Dio che siete buoni di farlo tornare vivi perché ho creduto che avete di bisogno anche come convinto per i secoli passati. Questo è il motivo delle letture che ho scelto su Signore per questa celebrazione. Questa celebrazione le vi fate e ho già quasi detto il motivo. Esattamente perché Daniele del Vin è stato l'ultimo patriarca. Il patriarcato di Aquileia è stato abolito il 6 di luglio del 1751. I motivi dell'abolizione sono chiari, queste storie. Siccome il confine politico fra la Repubblica di Vignesia e la Chiesa di Austria tagliava il Friuli in due tocchi, il problema era questo. Il patriarca aveva il diessi veneziano o aveva il diessi austriaco. E esattamente su quel cantino lì, e sono là in davanti per qualche secolo, e cui tiranti di una banda, cui tiranti che altre, e hanno tutto il chiave a Papa Benedetto XIV che l'unica soluzione era che di abolire il patriarcato e di costituire le due arcidiocesi di Udine e di Gurisse, una per zone austriache, l'altra che altre per zone venete. Io credo che si può anche ammettere che il Papa Benedetto XIV lo aveva fatto dal fondo della sua anima perché al credeva che non si potesse tirare fuori gli abusi che erano di qua o di là, correggi la brutta abitudine, predicare bene il Vangelo, in tune parole, reggi bene la diocesi di Aquileia con un confine al miece. Ma ho creduto anche con altrettante chiarezza che la politica è vettimitude la sua coda di miece. Perché di una banda vignesie aveva il patriarca chiolta grado e non sopportava tanto volentieri che fosse stato un altro patriarca del suo territorio. D'altra parte, l'Austria di Maria Teresia e ci arriva di vei questo onore e ci arriva in qualche maniera che l'altro tocca di tegnisce al tutto per sé e dome per sé e di non lasciare che int che poteva venire di Vignesie e ves al cedì inglesi dai suoi territori. Questo è stato il motivo. E l'abolizione, se si lei la vuole, è tremenda, perché abolisce per sempre il titolo di patriarchia, il capitolo di Aquileia, i diritti di diocesi, i diritti di metropolite. Solo ieri se viene robe che se me è proprio una sentenza non di un uomo che vuoi a lei e domani non lei e un altro tal sopposto può fare il contrario, dice che lui l'ha fatto, ma come se fosse una sentenza dal giudizio finale di Dio. D'inche volte il Friuli non è mai stato una comunità religiosa unica. O si sta profondamente dividuti. Come dicevi il 22 di gennaio,
usgnotto completi, ce covevi di din che sere, o si sta mandas dal punto di vista organizzazione ecclesiastica a fruccions. Basta pensare che in di voi una roba curiosissima, il titolo di patriarca di Aquileia lo ha il patriarca di Costantinopoli, il titolo di arcivescovo di Aquileia lo ha il nunzio tal Madagascar, il titolo di vescovo di giù in Chiarnie, che è la diocesi più vecchia tra i limiti del Friuli, e lo ha l'ausiliar di Imola. Io ho creduto che a queste non si poteva fare tanti fruccions come che hanno fatto. Guarda, mi dicevi, una roba del genere è un problema religioso dal di voi. Io ho creduto profondamente che sia un problema religioso dal di voi. Per questo motivo, Cristo non è venuto a disvinidria e a disfare nessun popolo. È venuto a portare la semente de soperaule, oppure favelando come che favelava lui, il levante paste dai popoli come che ieri. Ora io dico che è sicuro che colì Cristo è venuto a portare il levante soperaule, de sue dottrine e de sue ecclesie, in tunein che ha avuto per secoli una fisonomia unica, tanto che è venuto fuori un patriarcato, che è l'unico in tutto l'Occidente differente di Roma. Ho creduto che Cristo non è venuto a portare il sollevante per disfanus, ma per fanus diventasse ei restante umanamente cemut così. La Chiesa rispetta queste robe, non può non rispettarle. Che l'hai in muse Cristo. Cristo non è un uomo qualunque, no, è un ebreo. De tribù di Giuda, de famiglia di Davide. Clar e taron. Gesù Cristo non è mai venuto a toccare in nessuna maniera le caratteristiche dei popoli. Ora, dopo vedete questo, perché commemorare l'ultimo patriarca? Claro, perché a me mi sembra che pastoralmente, per fare del bene a queste il bene religioso più profondo, perché la pace dai furlans è lieviti su con la parola di Cristo e con la Chiesa di Cristo d'utune, io credo che in di voi come per passato per 1300 anni al coventi una unità di Chiesa in tutto il Friuli. E io credo che sia il momento di dirlo, perché esattamente io non so se questo lo hanno fatto savinto o se lo hanno fatto senza sapere. Ma il titolo del congresso eucaristico è Eucaristia e comunità locale. O mi permetterei allora con estrema chiarezza e con verità, perché la verità, anche se sembra che fa male, non fa mai male. Mi sembra che fa bene intanto di Eucaristia e poco o nulla di comunità locale. Un congresso eucaristico in Diriway, con quel titolo lì, ho creduto che avete il dovere di riparare i fruccions che hanno fatto delle nostre comunità religiose. A mancule hanno il dovere di domandarnos a manco il perdono di ciò che è succeduto storie. E dato che ragioni, come che avevi in che volte, di tipo politico non depui, ho creduto che sarebbe l'occasione più giusta, più naturale, più logica di rispetto alle ecclesie di tutti i popoli, esattamente che proprio di chi, durante che è stato l'unico patriarcato differente di Roma, si cominci coi fas a rispettare usanze, mod di pensare, mod di vivi, mod di sentire il Vangelo localmente. Io lo dico con estrema schiettezza e io credo che Dio che mi sente non vede noi a cedimi. E perché lo commemoriamo quest'ultimo patriarca che proprio dicevi alle muarte non sa voluto tanto bene. Tanto che il Papa dal 1747
per poter fare glotti la pirule che stava preparando di distruzione del patriarcato di Aquileia, lo ha fatto cardinale, ma lui non è stato per noi e contento. Ha capito che stava preparandosi per storie d'Eglise del Friuli, un periodo che non è facile né a fare la storia, né soprattutto è stato facile a vivere le storie, perché masse dividus, masse affrucions, con direzioni differenti, ho creduto che siete poco c'è combinà di bene. E voi so diceis, e c'è facino culi, o prein che Dio non ascolti al siete buon di face che non sarà cor non simbogni di fa, o simbogni dome di pensalu e di desideralu, come covendite te preghiere de mese. Che il Signore non ascolti, Lui che l'ha risuscitato Lazzaro, al può risuscitare anche la nostra unità di Iglesia, dai teams di Cumò, che a me e speri anche a voi altri, al semè, cal coventi un'evore, e che al dopri l'occasione del congresso eucaristico per fare una roba italiana.